L'unico scrittore buono è lo scrittore morto. È con questo esergo fulminante che comincia Inimicizie letterarie di Giulio Passerini, di recente riedito per Italo Svevo. Spesso tendiamo a vedere i nostri miti più grandi della letteratura come dei personaggi lontani da noi, talvolta quasi perfetti e idealizzati, ma non è così, perché infatti anche tra loro si odiavano a morte. Da Bret Easton Ellis, che non poteva sopportare neanche il fantasma di David Foster Wallace, all'epica scazzottata tra Garcia Marquez e Vargas Llosa, passando per lo schiaffo celebre di Bontempelli a Ungaretti in un caffè di Parigi, questo libro è una raccolta di aneddoti scoppiettanti e succosi su alcuni dei nomi più importanti della storia della letteratura universale. Un libro da sfogliare lentamente, un aneddoto al giorno, per potersi fare magari anche un'idea nuova su personaggi che noi consideriamo perfetti o credevamo di conoscere perfettamente tramite le loro opere. Tra l'altro presentata in un'edizione eccezionale con le vecchie care pagine intonse. Inimicizie letterarie di Giulio Passerini è un capolavoro.